Alla Comas di Castagnole, azienda in cui da dicembre lavora Emanuel, l'unico figlio di Nicoletta Buliga, l'infermiera 51enne massacrata dal compagno che aveva raggiunto a Castellón della Playa, poi suicida, parlano di situazione estremamente delicata. Nessun'altra notizia trapela dall'azienda trevigiana che in queste ore sta mantenendo i contatti con il giovane. Difficile sì, perché della morte di Nicoletta l'ambasciata italiana non era ancora stata avvisata. La donna, seppur trevigiana d'adozione, è di nazionalità rumena. Questo sta rendendo molto più difficile la diffusione delle notizie sull'autopsia, sul corpo della donna che dovrà essere effettuata e sui tempi previsti per il rientro della salma. Ad intervenire, sollecitato proprio dal territorio, l'ex presidente della Commissione Esteri di Montecitorio, che è in contatto con l'ambasciata italiana in Spagna. Le autorità spagnole non avevano, di fronte a quella vicenda così tragica, non avevano informato le autorità diplomatiche italiane, forse hanno informato le autorità diplomatiche rumene. In ogni caso, adesso ambasciata e consolato si stanno interessando al caso e allo Stato non ho ancora notizie nuove, speriamo che il loro intervento possa facilitare il trasferimento della salma in Italia. La solidarietà alla famiglia Lupo corre in queste ore sui social. Al post della sindaca di Castellón della Playa: faccio appello a tutte le donne che sentono una situazione a rischio di denunciare. Si legge: oggi ha fatto seguito quello di Maria Tormo Casanna, sindaco di Almasora, città in cui Nicoletta aveva trovato da poco occupazione nella casa municipale per la terza età, Vicente Villar Moreira, che ha decretato 3 giorni di lutto cittadino. Nicoletta non può essere né un nome né un numero, si legge, di una tragica lista che come società non possiamo più accettare.